Nel calcio ci può stare tutto, ci può stare il fatto che tu attraversi un momento difficile e sbagli qualsiasi cosa, ci può stare che non riesci a vincere una partita perché la tensione è troppa, ci può stare che non riesci a trovare le posizioni in campo, ma quando stai vincendo una partita dopo 3 mesi e la stai vincendo con un colpo di testa che è una delle poche occasioni che tu hai avuto e ti accorgi che quella può essere la soluzione per uscire da un momento buio, non puoi passeggiare, non puoi stare a guardare, non puoi guardare le stelle. È quello che è capitato al Cagliari, che ha buttato le ortiche con una leggerezza di questo tipo l'1-0 che aveva maturato nel corso della partita. Un pallone scagliato al 95esimo da un fronte all'altro del campo con chi doveva marcare Bogà che passeggiava, che guardava altrove, che non era lì attento a dove era il suo uomo, il giocatore che giocava da quella parte. Il gol di Bogà che ha rotto le illusioni, ha infranto i sogni del Cagliari, ha infranto la possibilità di uscire da un brutto momento e lo ha fatto appunto con un atteggiamento di questo tipo, di un unico giocatore che però è il simbolo di molte volte che in questo periodo noi abbiamo preso gol, che è superficialità pura, è disattenzione, è incapacità a starci con la testa nella partita, la testa che nel momento in cui stai vincendo così deve essere talmente concentrato che il pallone lo devi mordere, che non lo devi perdere di vista un solo attimo, che il giocatore avversario devi sapere sempre in quale posizione ce l'hai, in quale posizione ti sta ruotando intorno. Abbiamo preso un gol assurdo nel momento in cui abbiamo fatto pareggiare il Sassuolo e questa è la cosa che pizzica di più, che dispiace di più. Non è tanto pareggiare l'ennesima partita, non è tanto non ottenere il successo, è buttare tutte le ortiche per una disattenzione. E di fronte a questo bisogna anche capire che cosa può fare un allenatore di fronte a atteggiamenti di questo tipo da parte dei calciatori che sono professionisti. Può richiamare, può minacciare, può fare come ha fatto il presidente. Ricordatevi che alla fine se si retrocede tutti insieme. Sta di fatto che poi questi atteggiamenti è difficile da cambiare se non è la maturità del calciatore avere la testa per riuscire a capire che la domenica intorno a quel pallone, dietro quel pallone, intorno a quella corsa o di fronte a un colpo di testa ci sono migliaia di persone che soffrono, che sono quelle persone che giustificano i lauti guadagni e la bella vita che si fa. È inutile, è difficilissimo da far capire, ma la distanza che esiste molte volte tra il calciatore, il calcio, i protagonisti e la gente comune è una distanza che sta diventando incolmabile, ancor di più in questo periodo dove la gente non è allo stadio. È la sofferenza che vive una persona comune, che è appassionato di calcio, che vede in quella partita chissà quale simbolo, chissà quale metafora, non è assolutamente compresa da molti dei calciatori che si stanno formando in particolare in questo periodo. Ecco, è intorno a questi valori che bisogna assolutamente fondare il rilancio del Cagliari, perché una partita si può perdere, si può pareggiare, si può vincere e lo abbiamo visto molte volte che il pubblico cagliaritano è stato capace di applaudire anche di fronte a una sconfitta, ma non si può far pareggiare una gara per superficialità, per disinteresse, perché stai guardando chissà che cosa, forse la tua ombra nel terreno. Non è assolutamente tollerabile. Detto questo, di questa gara rimane una volontà da parte di una buona parte dei calciatori di ritrovare la strada giusta, in particolare dei leader, anche se non sono certo nel momento di maggior spolvero. Abbiamo visto Nainggolan che ha tentato di correre, abbiamo visto Godini che ha cercato di dare una maggiore profondità all'azione, di dare maggiore ordine alla difesa insieme a Civitelli. Abbiamo visto insomma qualcosa di nuovo, almeno sull'atteggiamento, ma non certo abbiamo visto la soluzione a tutti i mali, ed è per questo che è ancor più importante il fatto che tu dovessi vincere, per poter ricominciare, cancellare il momento buio e ripartire da zero, con quelle che dovevano essere le indicazioni per il girone di ritorno, dove devi costruire tutto. Hai giocato quest'oggi con un centrocampo del tutto nuovo, sì, ma hai visto Marin crescere, hai visto un giocatore che nel ruolo di interno è certamente meglio che nel ruolo di playmaker, hai visto ad esempio João Pedro che ha il primo lampo quando la palla arriva alta dentro l'aria e non solamente nel tentativo di entrare palla al piede, riesce a segnare di testa, forse usufruendo anche dell'attenzione che richiama Pavoletti. Insomma, hai visto 1000 indicazioni, hai avuto l'ennesima volta un portiere che ti ha tenuto in partita fino alla fine della gara e poi buttato tutto alle ortiche. Insomma, da questa situazione si deve uscire, e si deve uscire cercando di insegnare i valori, non tanto di insegnare il
calcio, insegnare i valori che nel calcio vengono sentiti in particolare da quelli che non sono i protagonisti domenicali, che sono i tifosi. C'è gente che soffre anche per le cose di ogni giorno e che finisce per soffrire, forse banalmente, anche per le sorti di una partita. Vogliamolo dare almeno questo alla gente che non ha altro sollievo se non vedere una squadra che si impegna, che si sacrifica al pari di come ci si impegna e ci si sacrifica nel corso della settimana. Se non si capisce questo non si potrà andare da nessuna parte, e per farlo capire secondo me la società deve prendere provvedimenti seri, perché laddove non arriva la carota bisogna utilizzare il bastone.